buonasera. Sono Paola Marini, la delegata agli affari speciali dell'Ateneo Veneto e diciamo che questa di stasera allora è un appuntamento speciale. In realtà vi porto i saluti della Presidente Antonella Magaraggia, molto dispiaciuta di non essere qui perché impegnata come docente in un corso di formazione per magistrati. L'appuntamento di stasera ci sembra particolarmente interessante per due motivi. Uno per il contenuto di cui tanti illustri relatori parleranno e l'altro perché, se capisco bene, è la prima importante manifestazione di questo tipo di una fondazione nata da poco, la Fondazione Potenza Tamini. Venezia è negli ultimi anni oggetto di insediamento e sviluppo di un numero sempre crescente di fondazioni che intendono gestire diversi aspetti culturali, soprattutto in campo artistico, tramite la fondazione. Perciò l'Ateneo Veneto sta proprio preparando per i mesi di febbraio e di marzo 3 giornate dedicate a questo tema. E quindi il fatto che ci siano anche fondazioni veneziane e venezianissime come questa è un motivo di orgoglio e di interesse e prelude a questi incontri. Sono molto onorata di dare il benvenuto a Sua Eccellenza Antonio Napoleoni, il Vescovo di Cremona, che ci onora della sua presenza, e ai tanti illustri relatori che saranno coordinati dalla dottoressa Valeria Loddo, che della Fondazione Potenza Tamini è la direttrice e la responsabile. Se mi consentite un saluto particolare al mio vecchio e caro amico Lino Breda, con cui abbiamo condiviso una giovinezza palladiana e con cui sempre siamo in contatto. L'adeguamento liturgico delle cattedrali è un grande tema che procede con passi cauti e mirati, perché naturalmente se da una parte risponde al desiderio delle comunità di restringere il rapporto tra fedeli e celebranti, dall'altra parte insiste in contesti artistici molto delicati e sappiamo quanto le trasformazioni in questi contesti siano da, come dire, attuare con estremo rigore. Pubblicazioni importanti ci danno i risultati delle 8 regioni italiane che si sono particolarmente impegnate in questo campo e sappiamo che sempre questi sono dei lavori di gruppo in cui gli architetti, i liturgisti, la commissione di arte sacra hanno una grande funzione. In questo caso il gruppo è stato coordinato da un altro amico, Massimiliano Valdinoci, vecchio e caro amico, e alcuni architetti, Maiker Biagini, Annalisa Petrilli, Francesco Zambon e Carla Zito, che idealmente li rappresenta questa sera a questo tavolo, mentre il liturgista è stato Goffredo Boselli e la consulenza è di Francesca D'Arcais, che ci onora pure della sua presenza e della sua amicizia. Allora, un grande lavoro di gruppo in cui evidentemente spicca, e questo è il tema di questa serata, il lavoro dello scultore, come dell'artista, come è successo a Padova con Vangi, come è successo nel Duomo di Vicenza, con magari risultati un po' migliori, ma con il nostro Castagna, o nell'esempio stupendo di Reggio Emilia, che ha visto tanti artisti all'opera. Quindi una specialissima forma di committenza, e chi studia storia dell'arte come Francesca D'Arcais sa benissimo, è il rapporto, la relazione tra la committenza e gli artisti che genera la qualità del risultato, che è quindi alto in questa occasione e di cui sentiamo parlare stasera. Benvenuti a tutti e buon lavoro.
Grazie alla dottoressa Marini per questa esaustiva introduzione e per il benvenuto, e quindi un grazie anche all'Ateneo Veneto per ospitarci in questa bellissima sala ancora una volta. E io darei subito la parola alla presidente della Fondazione Potenza Tamini, Josie Makavitz Tamini, che ci saluta. Ladies and gentlemen, buonasera e benvenuti e grazie di essere venuti. Volevo fare una piccola, brevissima cronostoria di come nasce questa fondazione. Siamo capitato, Luciano Tamino, mio marito e io, nel 2008 in una mostra che si chiamava Arca di Potenza e si svolgeva lungo le Zattere. Io mi sono innamorata degli animaletti che erano esposti e chi invece ha capito per primo e subito il genio artistico di GM, che sarebbe Gian Maria, è stato mio marito, che gli ha ordinato subito la porta di una chiesina che stavamo facendo su un sito archeologico nell'Oltrepò Pavese, è stata fatta e poi siamo diventati collezionisti delle sue opere e nasce anche una grande amicizia. Gli anni passano e c'è chi se ne va e chi resta. E chi è restato, ci siamo rivisti, io e Gian Maria, e ci siamo messi insieme. Poi, dopo un po', il mio braccio destro, amministratore, dottor Sessa, mi ha suggerito di fare qualcosa di più per un artista del genere e di fare una fondazione. Ho accettato molto volentieri e sono contenta che sta per prendere un buon sviluppo. Tutto questo per preservare e far conoscere a molta più gente le grandi opere che fa questo grande artista qual è. Grazie. Grazie Presidente per questa bellissima testimonianza, molto commossa direi. Bene, io invece vi porto anche i saluti istituzionali che sono arrivati dal Presidente della Regione Luca Zaia, di cui vi leggo la lettera. Gentile Presidente Tamini, ringraziandola del cortese invito, mi duole comunicare che, come già anticipato dalla mia segreteria, a causa di concomitanti impegni istituzionali non potrò partecipare alla presentazione del libro Gian Maria Potenza, Cattedrale di Cremona. Questo evento rappresenta un'importante occasione per celebrare l'arte e la cultura e per rendere omaggio a un artista di straordinario talento. Desidero innanzitutto ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questa pubblicazione e questa presentazione. Un ringraziamento particolare va agli autori del libro, agli editori e a tutti i collaboratori che hanno contribuito con il loro impegno e la loro passione. Gian Maria Potenza, con la sua opera, ha saputo catturare l'essenza della cattedrale di Cremona, un luogo di grande valore storico e artistico. Le sue sculture e le sue creazioni sono un tributo alla bellezza e alla spiritualità di questo monumento. Augurando buon lavoro per le future progettualità, non solo editoriali, concludo porgendo a lei e a tutti i presenti e alle autorità convenuti i saluti della Regione del Veneto e i miei più cordiali. Presidente Luca Zaia.
Abbiamo ancora un paio di saluti istituzionali. Il primo che vi leggo è del Patriarca di Venezia, che, ringraziando per il cortese invito a prendere parte alla presentazione del libro Gianmaria Potenza, Cattedrale di Cremona, che avrà luogo lunedì prossimo, 7 ottobre, all'Ateneo Veneto. Non potendo essere presente in quanto impegnato a Cavallino per l'Assemblea Diocesana del Presbiterio, desidero far giungere a lei e ai partecipanti, in particolare a Sua Eccellenza Monsignor Antonio Napoleoni, Vescovo di Cremona, il mio cordiale saluto. E infine i saluti del Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Ciambetti, che ci dice: Gianmaria Potenza è un artista di assoluto rilievo nel panorama contemporaneo, non solo per le sue opere, ma anche per aver saputo reinterpretare la tradizione veneziana in chiave contemporanea, non rimanendo ancorato ad un passato ormai superato, ma cercando di cogliere di esso le suggestioni applicabili alla modernità. Ho ricevuto il suo gradito invito a partecipare alla presentazione del volume Gianmaria Potenza, Cattedrale di Cremona. Purtroppo, per un impegno che mi vede a Bruxelles per il Comitato delle Regioni, non riuscirò ad essere presente, ma la ringrazio ugualmente. Roberto Ciambetti, Presidente del Consiglio regionale della Regione Veneto. Ecco, io direi che adesso finalmente possiamo iniziare. Come vi è già stato raccontato in modo molto bello dalla nostra Presidente, la Fondazione Potenza Tamini è neonata ed è nata proprio con lo scopo di preservare e promuovere l'arte di Gianmaria Potenza, un impegno che passa anche attraverso il sostegno a giovani talenti. E come anticipato dalla dottoressa Marini, appunto questa presentazione, nonché anche la pubblicazione del libro, è anche una delle prime attività parte del calendario della Fondazione Potenza Tamini. Io a questo punto darei invece la parola al Vescovo di Cremona, Sua Eminenza Antonio Napoleoni, che appunto ci porta i suoi saluti. Io vi porto il saluto dell'altare, della cattedra e dell'ambone, perché marmo e bronzo lì nascono da una vita, generano vita, comunicano vita. Per noi credenti la vita di Cristo, l'altare è segno di Cristo. Dunque in una cattedrale in cui l'altare c'era e non c'era, traballava, c'era bisogno di una maggiore evidenza della centralità di Cristo. Ma questa vita di Cristo si incarna attraverso la vita di uomini e donne. E allora quell'altare che genera comunione, dal quale noi riceviamo la comunione eucaristica, è figlio di una comunione. La comunione che anonima, man mano si è formata tra chi ha fatto delle proposte, chi ha lanciato delle sfide, chi ha contribuito con dei criteri. Io non avrei mai pensato di imbarcarmi in un'impresa del genere. È stata una follia collettiva che progressivamente ha preso forma, perché ispirata da una necessità della comunità, dall'amore a quella comunità, a quella cattedrale straordinaria, e dalla competenza di tutti coloro che si sono coinvolti. Quando poi dall'anonimato è sbocciata la consapevolezza dei volti con cui avremmo avuto a che fare per portare a casa il risultato, questo fenomeno generativo è diventato ancora più evidente, perché abbiamo colto già il lavoro di squadra coordinato da Massimiliano, le intuizioni liturgiche offerte da Goffredo, la creatività e la maestria di Gianmaria, la collaborazione di tutti gli altri. Non ci metto i cognomi proprio perché un po' sono un cafone marchigiano e loro lo sanno, ma un po' perché si è creata tra noi davvero questa sana complicità, per non parlare del ruolo di Don Gianluca. Questa complicità ha fatto sì che il frutto fosse ecclesiale e che all'indomani il giornale scrivesse: è lì da sempre. Non ci stupisce che una signora così anziana, 900 anni, così bella, così ricca di messaggi, possa ancora esprimere un figlio in questo nostro tempo. E vi porto le testimonianze più recenti. Lo scorso anno il Cardinal Zuppi, 4 giorni fa il Cardinal Bassetti,
Tutti riconoscono che davvero l'armonia che si è saputo creare in dialogo con la cattedrale è fonte di una capacità di celebrare e di godere del mistero di Dio di cui abbiamo gran bisogno. E allora l'ultima testimonianza è la mia, è di stamattina, come tante mattine in cui scendo per celebrare alle 8 in cattedrale, con 3 o 4 monsignori canonici usciamo, ma li faccio uscire sempre 3 o 4 minuti prima, un po' per star zitti, perché sennò in sagrestia chiacchieriamo fino all'ultimo istante, e un po' per guardare l'altare che ci aspetta e ci chiama, con la sua luce, con la sua bellezza umile e fiera, con ciò che ci chiama a vivere e a rendere possibile noi, piccoli uomini, ma benedetti dal mistero di Cristo, che nell'altare ha un suo segno inequivocabile. Quindi grazie Gianmaria, Massimiliano, tutti coloro che hanno contribuito a questo che vogliamo sia nel tempo non solo un capolavoro dell'arte e dell'architettura, ma un capolavoro della fede. Grazie Sua Eminenza. Adesso abbiamo invece l'intervento di Caterina Parrello, direttore editoriale di Chiesa Oggi, coeditore del volume, e Caterina non è potuta essere qua stasera, ma appunto ci ha mandato i suoi saluti e la sua testimonianza in un video che adesso vi mostriamo. Benvenuti a tutti a questa giornata organizzata a Venezia dalla Fondazione Tamini. Io sono l'architetto Parrello e sono direttore editoriale della testata Chiesa Oggi. Ringrazio il maestro Gianmaria Potenza e Valeria Loddo che ha curato questo volume che presentiamo oggi, in collaborazione comunque promosso con Chiesa Oggi, e che è una chiara testimonianza di arricchimento e di dialogo al fine di promuovere una cultura contemporanea attraverso l'arte e i segni del nostro tempo. L'esperienza raccontata in questo volume ci ricorda che la cattedrale nel tessuto urbano e italiano, per importanza artistica, valore simbolico, stratificazione storica e funzione sociale, è un'architettura di primaria importanza religiosa e civile. Quindi progettare l'adeguamento liturgico è un'operazione complessa, delicata e di notevole impatto. L'Ufficio Nazionale dei Beni Culturali Ecclesiastici e l'Edilizia di Culto della GEI ha sicuramente contribuito a questo cammino di rinnovamento, sostenendo i progetti delle diocesi, pubblicando diversi volumi sull'adeguamento delle cattedrali delle regioni italiane e soprattutto promuovendo concorsi proprio sulle cattedrali, che in ogni chiesa locale rappresentano spesso i migliori esempi di storia, arte e architettura delle diverse epoche e degli stili che si sono succeduti, ma soprattutto sono il fulcro ecclesiale e liturgico delle diocesi. La CEI quindi sprona e incoraggia questo processo di adeguamento liturgico delle cattedrali, che non sono edifici da musealizzare, ma luoghi vivi. I processi di adeguamento liturgico delle cattedrali in Italia hanno preso il via nel 2018 e proprio l'esperienza di Cremona è diventata il progetto pilota. Grazie ai bandi erogati, ai contributi, anche grazie ai fondi dell'8 per 1000 è stato realizzato l'adeguamento liturgico di Cremona e sono stati portati a completamento i concorsi per le cattedrali di Asti, Sessarunca, Belluno Feltre e Acireale. Sono attualmente in concorso gli adeguamenti liturgici, bandi per l'adeguamento liturgico delle cattedrali di Ugento a Lecce e per la cattedrale di Montepulciano. Ritornando proprio al tema del concorso, diventa fondamentale il fatto che pur riconoscendo i limiti che il concorso può avere, la partecipazione degli artisti nei gruppi di lavoro diventa fondamentale per una crescita comune. Sicuramente il percorso fruttuoso del confronto tra discipline diverse ha aiutato in questi anni a ottenere dei risultati che sono dei risultati che parlano il nostro tempo e raccontano il nostro tempo, la nostra storia e la nostra arte. In un progetto di adeguamento liturgico è doveroso ricordare che il rispetto dell'esistente è
importante, ma allo stesso tempo l'ideazione di nuovi poli non deve nascondersi per non turbare la bellezza di quanto già realizzato nel passato, ma deve proporsi come centro del mistero dove si celebra e come opera artistica contemporanea, che come in ogni tempo è accaduto, si propone quale segno del cammino culturale, ecclesiale e liturgico della comunità che in quella chiesa vive e celebra. Noi dobbiamo essere capaci di parlare il linguaggio del nostro tempo e di lasciare una traccia che corrisponda o che dia testimonianza della nostra storia e della nostra cultura. Nelle varie esperienze che mi hanno vista coinvolta quale membro delle giurie dei concorsi, ho visto quanto sia stato fruttuoso per diversi gruppi partecipanti il mettersi a confronto con proposte differenti e quanto sia stato positivo che in ogni progetto presentato non ci sia stata mai l'idea del singolo, ma il progetto sia stato un progetto corale dove l'architetto, il liturgista e l'artista si sono posti in dialogo e hanno trovato finalmente un'idea comune di spazio da poter vivere. Questo di Cremona è sicuramente uno degli esempi più concreti da seguire, dove effettivamente il lavoro del progettista si è completamente fuso con il lavoro del liturgista e dell'artista. Il team che ha realizzato questo progetto, coordinato dall'architetto Massimiliano Valdinoci insieme all'architetto Biagini, Petrilli, Zambon e insieme alla storica Carla Zito, al liturgista Boselli, ha visto il fiorire, quindi il creare queste opere proprio dalla mano di Gianmaria Potenza. Credo che questa sia un'occasione importante. Io sono qui presente oggi attraverso questo contributo e questo saluto. Non posso che ringraziarvi e augurarvi una buona continuazione. Ricordando che la Chiesa è stata nei tempi passati e lo deve essere ancora adesso un committente illuminato per gli artisti e deve consentire il fiorire del genio e che possa essere a servizio della bellezza. Ringraziamo l'architetto Parrello ancora una volta per questo contributo. A questo punto abbiamo una sorpresa, un omaggio al percorso artistico più ampio del maestro Potenza, che ci racconterà fratelle Lino Breda, lasciatemi dire biblista, fino al 2020 membro del comitato scientifico dei convegni ecumenici internazionali di spiritualità ortodossa di Bose, autore di numerosi vari incontri e corsi di spiritualità, approfondimenti biblico ed ecumenico, nonché grande amico del maestro Potenza. Grazie, io sono fratello Lino e oggi è una giornata che su invito di Papa Francesco la Chiesa italiana ha voluto dedicare a una preghiera per la pace e credo che anche questo nostro essere insieme è una invocazione di pace, è una epiclesi di pace. Io anzitutto vorrei ringraziare tanti amici che sono presenti, a parte Gianmaria, ma Paola Marini, ci conoscemmo ai corsi di Renato Cevese, del centro di architettura Andrea Palladio, oramai quasi 50 anni fa, e Massimiliano Valdinocci, Francesco Zambon, Carla Zitto, ma anche la signora Tamini, che ho conosciuto questa sera, che io ringrazio per la sua commozione e credo che oggi troppe poche persone si commuovono e che forse se ci fosse un po' più di commozione non faremmo certe bestialità in cui poi l'uomo si incammina. La ringrazio, signora, per la sua commozione. Poi Francesca Flores, ci conoscemmo con Rodolfo Pallucchini e Paola Rossi tanti anni fa, e poi il Vescovo Antonio,
di cui non dimentico quel momento di prova nel 2020, quando fu ricoverato per il coronavirus 10 giorni in ospedale, e scrisse: nelle Marche ero alle prese col terremoto, a Cremona pensavo a possibili alluvioni e non certo a una pandemia virale. È la vita che ci chiede di condividere la realtà, e nella realtà non è mai impedito di amare e di spendersi, o anche solo di sopportare. E poi nella comunione dei vivi e dei morti un pensiero anche alla signora Rossana. Ecco, il mio intervento, ho voluto ricordare gli amici perché anche se il mio intervento è dedicato a Gianmaria, si colloca all'interno di questa nuvola di amicizia, quindi è dedicato a Gianmaria come uomo di amicizia e uomo di comunione, e ho dato questo titolo: Gianmaria, il segreto di una creatività. Scrive Cristina Campo: non mi sono mai posta il problema di perché si vive. La domanda urgentissima piuttosto è: perché sei qui? Cosa devi fare? Testimoniare la bellezza, ecco, mi sembra una risposta, dice Cristina Campo, e credo che questa è una buona sintesi della personalità di Gianmaria Potenza. E quando, dopo essergli stati un po' insieme, ci si congeda da Gianmaria, ti assale una pungente nostalgia di quella vita esuberante, inesausta, multicolore che lui incarna, con curiosità e innocenza di adolescente, un'ilarità, un amore che rivive ancora oggi la verdezza del primo incontro. Non dimenticate mai che cosa ardeva nel vostro cuore quando siete entrati in monastero, ci disse un giorno un abate del Monte Athos sulla Santa Montagna. E parallelamente oggi Gianmaria non dimentica il giorno in cui si accese in lui l'amore per l'arte. Come non restare toccati di fronte a quel bambino di 10 anni, che oggi ne ha 88, che imparò, senza saziarsi mai, tutte le discipline artistiche all'Istituto Selvatico e prestissimo aprì un suo proprio studio. E poi la varietà dei suoi percorsi, nella sua venezianità, scoppiettante come dei fuochi del Redentore, ma anche dolcissima delle trasparenze, delle chiarità lagunari di un Guido Cadorin, di un Bruno Saetti, anche del Guidi più grande. Interrogato, Gianmaria risponde: io non so cosa faccio, le cose mi vengono da dentro. Lavoro con il cuore e non con la testa. L'arte mi è indispensabile, non avrei potuto fare altro. E parla non con l'aria del personaggio, ma con l'autenticità, la simpatia spassosa del discepolo, pronto a ritornare sui banchi della sua scuola d'arte di allora, anche quando, richiesto sulla origine della sua ispirazione, risponde candidamente: ma mi sono ispirato alla natura e poi anche un po' a Potenza. Ma qual è il segreto della sua creatività che tutti noi riconosciamo in fondo? Credo che la creatività di Gianmaria è un atteggiamento esistenziale, è una modalità di rapportarsi al mondo. Consiste essenzialmente nella sua capacità di vedere e di rispondere. Ma ci chiediamo: ma siamo davvero capaci di vedere e non solo di guardare? Siamo capaci di rispondere a ciò che ci circonda e ci parla? Sappiamo ascoltare le domande che la realtà, la natura ci pongono? E il creativo si muove nel mondo come ci si addentra in un dialogo incessante con tutto e con tutti. Dialoga con gli alberi, con le case, si lascia interpellare dal colore dell'uva, dalle bizzarrie del clima. Tutto è per lui non scontato. E in Gianmaria
che si muove per le calli di Venezia o sulle stradine del monastero. Tutto è sempre nuovo e da riscoprire ogni volta. E possiamo, io credo, intravedere alcuni elementi costitutivi di questa creatività. Anzitutto la capacità di stupore, di restare meravigliato. Gianmaria si lascia abitare dallo stupore, è capace di abitare il mondo con meraviglia. La creatività è dunque l'attitudine di uscire dal banale, dall'indifferenza, per entrare in un rapporto vitale con la realtà e con gli altri. L'atteggiamento creativo è l'atteggiamento di chi ama la vita, la gusta e la fa gustare agli altri. Un secondo elemento, mi pare, della sua creatività è la capacità di concentrazione. Abbiamo mai visto Gianmaria nel suo studio laboratorio? La concentrazione, la capacità di essere in ciò che si fa. La sua creatività dice che il momento presente è il frammento di tempo che abbiamo a disposizione per vivere il tutto del senso a cui abbiamo affidato la nostra esistenza. E solo se si è così attenti e concentrati a chi ci sta attorno, a chi ci sta parlando, a ciò che stiamo guardando, al profumo che stiamo odorando, possiamo anche poi entrare in dialogo con il mondo e rispondere adeguatamente al linguaggio del mondo. Un terzo elemento insito in questa creatività è il rispetto per la propria originalità, di cui si rimane anzitutto egli stesso sorpreso. Cioè il fatto di essere veramente soggetto dei propri atti e delle proprie idee. Originalità, soggettività non significano assenza di rapporti con gli altri o tantomeno disprezzo, sottovalutazione degli altri, ma essere se stessi, costi quel che costi, altrimenti cediamo al conformismo che è il contrario esatto della creatività. Un quarto punto, creatività in Gianmaria è disposizione a nascere a se stessi, a rinascere ogni giorno. Sappiamo bene che la nascita non è confinabile in un momento preciso, in una data del passato, ma la nascita si compie in numerose fasi che necessitano dei distacchi per attuare ulteriori e sempre nuove passioni, nuovi desideri. Ha scritto Erich Fromm: essere creativi significa considerare tutto il processo vitale come un processo di nascita e non interpretare ogni fase della vita come una fase finale. Molti muoiono senza essere nati completamente. Creatività significa aver portato a termine la propria nascita prima di morire. E capiamo così il ricominciare sempre di Gianmaria, che non è bizzarria, ma obbedisce a questa esigenza interiore, questo partire per nuovi sentieri, la sua versatilità, la sua curiosità, la fantasia, la vitalità. E creatività in Gianmaria è anche coraggio, è capacità di perseguire con determinazione un'azione nuova, implica volontà, questa facoltà umana così trascurata, e implica anche ambizione. Certo, non l'ambizione nel senso negativo di perseguimento dell'interesse personale e dell'affermazione di sé in modo scorretto, fino a fare degli altri il trampolino della propria affermazione personale, ma ambizione come anelito ardente a una riuscita anche di ordine superiore, come progetto di vita audace, attraversato da prospettive ampie e profonde. L'ambizione, la buona ambizione, come tensione verso una realizzazione futura, come speranza, come investimento dei propri talenti,
come capacità di superamento, ed è in questo contesto, io credo, che vanno collocate le opere per la cattedrale di Creomona, ma anche questa nuova impresa, questo avvio della Fondazione Potenza Tamini. Gianmaria, con la buona ambizione, con la speranza coltivata, con la realizzazione desiderata, anelata con caparbietà, tiene viva la sua creatività e a 88 anni mobilita le proprie energie verso un futuro che sarà ancora una volta opera del lavoro delle sue mani, del suo volere, del pensare, del suo agire e anche della sua libertà. Sarà opera del suo lavoro, sarà opera del suo amore, perché la potenza che genera futuro è l'amore. In tempi tragici, ho concluso, in tempi tragici, come anche i nostri sono tempi tragici, sull'orlo anche di un possibile abisso, illuminati da bagliori sinistri di guerre, Etty Hillesum scriveva: credete forse che io non veda il filo spinato, non veda i forni crematori, non veda il dominio della morte? Sì, ma vedo anche uno spicchio di cielo, e in questo spicchio di cielo che ho nel cuore io vedo libertà e bellezza, e questa, credo, è anche la vita e il dono di Gianmaria Potenza. Grazie. Grazie fratellino, un racconto sicuramente significativo e che ci dà anche degli strumenti di lettura utili anche per il seguito della presentazione, che ci parla proprio delle radici dell'atto creativo di Gianmaria Potenza e quindi dei sentimenti che scaturiscono da un'arte così spontanea, da un gesto così spontaneo. Io direi che secondo me sono ottimi spunti che possiamo anche poi riprendere durante gli interventi successivi, perché in qualche modo ovviamente si ripresenteranno molti dei temi di cui ci ha parlato fratellino. Adesso invece vi propongo di entrare proprio nel vivo della presentazione del libro e quindi dei contenuti, perché è stato fatto questo libro, cosa racconta e come lo racconta. Farò anche un po' le vesti dell'editore, perché appunto è la prima pubblicazione della Fondazione Potenza Tamini e coeditore Chiesa Oggi. Il libro per chi ancora non l'avesse visto, ha 52 pagine stampate a colori, una copertina rigida, punzonata, con lamina d'oro e carta soft touch. Ci tengo molto a dirlo perché abbiamo reso la copertina un'esperienza tattile in sé e comunque un oggetto molto prezioso. E quindi vorrei anche ringraziare il grafico Samuele Fabbro e la tipografia Grafiche 4 di Santa Maria di Sala per l'incredibile lavoro. Sono stati bravissimi perché ci hanno veramente hanno reso realtà quello che noi esattamente volevamo, e cioè non semplicemente raccontare le opere di Potenza per la cattedrale di Cremona, ma descrivere proprio i sentimenti con cui sono state realizzate. E dalla copertina, dalle immagini, dalla scelta grafica, tutto va in quella direzione per raccontare tutto il percorso creativo del maestro Potenza per la cattedrale di Cremona. Le foto che vedete all'interno del libro sono del fotografo cremonese Paolo Mazzini, anche lui scelto appositamente perché ha saputo interpretare le opere, cioè non le ha semplicemente registrate, ecco cosa ha fatto, questo è un oggetto bellissimo, no, le ha proprio raccontate e ha saputo interpretarle proprio nel modo in cui Potenza le ha concepite, cioè ha capito subito, senza il bisogno di raccontarglielo, che è una ricerca che partiva dalla luce, ed è così che queste immagini ci raccontano e ci restituiscono queste opere. Su Paolo Mazzini ci torno dopo, perché
Paolo, vi raccontavo prima, la fondazione ha anche lo scopo di sostenere giovani talenti, e il fotografo Paolo Mazzini, che è appunto un giovane fotografo, è stato il primo a cui la fondazione ha dedicato una mostra appunto dei progetti Giovani Talenti. La mostra si è svolta da giugno a agosto al Museo Diocesano di Cremona ed è stata molto importante non solo in sé, perché c'è stato il momento dedicato a un giovane creativo che in qualche modo ha affrontato delle tematiche affini alla ricerca di Gianmaria Potenza, che è quello che diciamo vuole la nostra missione di fondazione, ma perché in quella mostra le opere sono state messe in dialogo con gli altri luoghi della cultura di Cremona, ed questo è stato veramente prezioso, perché ha mostrato, pur in dettagli, rapidi dettagli del museo, della cattedrale, del Duomo, del Torrazzo, eccetera, ma ha mostrato come tutte queste opere si parlino, e quindi come anche l'altare, per esempio, o gli altri nuovi arredi sacri di Gianmaria Potenza siano in grado di dialogare non solo con la cattedrale ma anche con gli altri luoghi della cultura di Cremona. E questo mi rifaccio anche a uno scritto bellissimo che è stato pubblicato i giorni seguenti l'inaugurazione del nuovo altare. Un giornalista ha scritto: l'altare è lì da ieri ma sembra qui da sempre. Ecco, secondo me quella mostra è stata molto importante, perché ha reso molto più evidente a tutta la città di Cremona questo fatto. E inoltre, grazie a Paolo, si è creato veramente grazie a Paolo, ma anche le opere in sé creano questo ponte Venezia-Cremona proprio sul tema della luce, perché ciò che Potenza ha rivisto nella cattedrale, in questa luce fortemente contrastata, una luce naturale che entra dal rosone e illumina il presbiterio, che quindi si illumina rispetto alle navate invece buie, dove risaltano gli ori del legno e i marmi del presbiterio. E quella è la luce che in qualche modo Potenza interpreta, è abituato a interpretare e a leggere ogni giorno a Venezia, quindi una luce dinamica, fortemente contrastata, sempre in movimento. Quindi questo è stato il filo conduttore di tutto questo lavoro e quindi anche poi del nostro volume. Altra introduzione dovuta è che il libro racconta le opere del maestro per la cattedrale. Come vi è stato anticipato dalla dottoressa Marini e anche dall'architetto Parrello, le opere di Potenza si inseriscono in un contesto ben più ampio, che è stato quello dell'adeguamento liturgico del presbiterio, che è stato appunto realizzato insieme a un gruppo di lavoro coordinato dall'architetto Massimiliano Valdinoci, e di cui hanno fatto parte anche l'architetto Zambon, Biagini, Petrilli, Zito, il liturgista Boselli, l'artista Gianmaria Potenza, e come vi abbiamo anticipato la consulente, la professoressa Francesca Flores d'Arcais, come consulente del gruppo. Il libro si concentra sulla parte artistica, ma ci tengo comunque a sottolineare che è stato un lavoro di gruppo, quindi ogni passaggio da appunto affrontare delicatissime tematiche come l'intervento, un intervento contemporaneo in un contesto storico estremamente stratificato come quello di Cremona, ha appunto i dettagli poi progettuali, quindi più tecnici. È stato un lavoro di gruppo, e di gruppo con la committenza, che si può dire veramente il caso di una committenza illuminata, che ha saputo portare avanti non semplicemente un progetto di adeguamento, ma un'idea, un'ambizione alla base, e che poi ha trovato quindi concretezza, anche secondo me in virtù e in forza di questo fatto. Ecco,
Io direi che a questo punto darei la parola ai nostri relatori che hanno contribuito e i cui testi si trovano all'interno del testo, e darei subito la parola alla professoressa Francesca Flores d'Arcais, che sicuramente non ha bisogno di presentazioni, docente di storia dell'arte medievale moderna, poi storia dell'arte medievale presso l'Università di Padova, Verona, la Cattolica di Milano, autrice di numerosi libri, tra cui saggi su Giotto, Veneziano, Ricci, nonché preziosissima consulente del nostro gruppo di lavoro, e appunto preziosissima per averci permesso di affrontare con delicatezza e la consapevolezza dovuta appunto questo delicato tema, cioè sapere, capire dove si stava intervenendo. Allora, siamo di fronte a quello che si chiama l'adeguamento liturgico, nel senso che dobbiamo pensare alla Chiesa, alle chiese, quelle che sono rimaste e quelle che verranno costruite, come io lo penserei come un qualcosa di organico e di vivente, cioè non un monumento, sia pure stupendo, bellissimo, come potrebbe essere, che ne so io, una piramide in Egitto, ma qualche cosa che vive. La Chiesa come casa, non ovviamente la casa di Dio, ma la casa dove i fedeli si radunano per pregare, per trovarsi assieme ad ascoltare la parola di Dio, ed ecco l'importanza, no? Per trovarsi assieme. È un problema non facile, perché si tratta di un edificio esistente nel quale, per appunto tanti motivi contingenti di oggi, siamo portati, o sono portati soprattutto gli architetti e i sacerdoti, a intervenire e a lavorare. E non è facile anche perché noi oggi siamo molto portati, per la nostra educazione, per tanti discorsi che si fanno, a voler conservare, mantenere ciò che è storico, e quindi l'idea solo di mettersi a fare qualche cosa, a levare, che ne so, una colonna, mettere un'altra, e così ci lascia molto perplessi. Intervengono persone che brontolano e così via. D'altra parte però non possiamo impedire per i fedeli, per noi, se e quando siamo fedeli, di volere qualche cosa che sia più adatto, che ci faccia capire. Voglio dire, per esempio, se in una chiesa antica con affreschi, quello che volete, ci si vuole mettere una statua di Padre Pio, non lo so, con il vasetto di fiori, certamente non è una cosa adatta, non è una cosa bella, però è una cosa che riflette, risponde a una certa religiosità, quelle che io chiamo le pie donne. Prevalentemente sono le signore, le donne che desiderano, non lo so. Ecco, quindi è difficile conciliare questa volontà di qualche cosa di nuovo, di nostro, perché è la nostra casa, e invece qualche cosa che sia veramente di nuovo. E per che cosa soprattutto? Per esigenze liturgiche. E devo dire che ultimamente, non so se dico una stupidaggine, può darsi sì, i sacerdoti mi diranno che sbaglio, ma non importa, ho la sensazione che anche nei fedeli ci sia una maggiore attenzione proprio alla liturgia,
che è un momento importantissimo e fondamentale della religiosità, della religione, del culto, e lo sta diventando, secondo me, un po' di più anche per i fedeli e non solo per i sacerdoti. E naturalmente questo cosiddetto adeguamento si riferisce proprio a degli oggetti di cui poi ci parlerà la nostra amica, credo, spero, che sono i più legati proprio alla liturgia, la mensa dell'altare. E in questo caso Gian Maria Potenza ha avuto una genialissima idea, che poi magari qualcuno ci spiegherà, per far assomigliare proprio l'altare molto alla mensa, no? Un altro momento importante, che devo dire quando io ero giovane, quindi tantissimi anni fa, non era calcolato, è la cattedra dalla quale si legge la parola, non si predica, perché per noi vecchi era il pulpito dove si andava a sentire la predica. Invece oggi c'è più questa tendenza molto bella e secondo me da sviluppare della lettura della parola, ovvero sia del testamento, no? E questo cosiddetto, chiamiamolo adeguamento, tanto per adeguarci appunto, mi sembra che in tutti i luoghi che ho visto ci aiuta a capire di più che cosa vuol dire l'ascolto della parola. Quindi la liturgia, non tanto e non solo la preghiera, quindi spostiamo le sedie, anche quello è importante, ma forse non del tutto, ma diamo attenzione a questi momenti più che luoghi del cosiddetto adeguamento, no? Ci aiutano ad avvicinarci non tanto a diventare più pii, ma ad avvicinarci ai momenti importanti, fondamentali, salienti e formativi della cultura religiosa. Ecco, questo è quello. Allora ci troviamo di fronte a questo problema. Cosa facciamo? Distruggiamo il vecchio e facciamo il nuovo? Oppure no, dobbiamo mantenere tutto? Oppure possiamo fare... È un problema, io credo, molto grosso, che va studiato, va approfondito. Io suggerirei anche ai sacerdoti e vescovi in particolare, perché spetta poi a loro, di chiacchierare, parlare con i fedeli e sentire anche le loro esigenze, perché per esempio a Cremona, quella stupenda chiesa con tutti quegli affreschi, dobbiamo tenere ovvio gli affreschi, a nessuno verrebbe in mente di distruggere gli affreschi per fare qualcosa di assolutamente nuovo, ma forse anche spiegare ai fedeli l'importanza, il significato, la storia di questo edificio, la storia degli affreschi, che senso hanno, perché sono legati anche loro all'adeguamento del Cinquecento, no? Quindi è tutto un continuo adeguamento. Ecco, per cui l'impresa di Cremona, secondo me, è molto interessante, a me è piaciuta, proprio perché non ha soverchiato quella che è la straordinaria bellezza degli affreschi del Duomo di Cremona, ma si è adeguato, proprio come dice la parola, anche io direi con la scelta dei materiali, che non so perché, nel senso che gli artisti sanno cosa fanno, si è legato, si è adeguato proprio alla struttura del Duomo e a queste luci, questi colori che sono dati dagli affreschi. Questo è l'adeguamento, quindi non
noi fedeli cerchiamo di non essere né troppo cattivi per brontolare sempre sugli adeguamenti e forse anche nemmeno troppo faciloni e voler mettere sempre statuette di santi di qua e di là, ma cercare appunto di ottenere qualche cosa di organico e di armonico. Ecco, questo è. Grazie. Grazie professoressa. Lascio subito la parola a Don Gianluca Gagliardi, direttore dei Musei Diocesani di Cremona, nonché preziosissimo interlocutore durante tutti i lavori dell'adeguamento liturgico, e poi ancora dopo il libro collaboratore preziosissimo invece di tutti i progetti, compresa la mostra di Paolo Mazzini al Museo Diocesano. Grazie a voi per l'invito, e davvero per me che bello essere qua anche oggi a Venezia a raccontare della piccola nostra esperienza e della nostra piccola realtà di Cremona, ma che conserva un gioiello così bello e prezioso. Sarebbero tante cose da dire e da condividere, davvero grazie anche per quello che è stato detto da tutti prima di me. Io cerco di dire semplicemente due cose. La prima partendo proprio dall'esperienza anche di questo pomeriggio, sto bello con il Vescovo, oggi pomeriggio, toccare 3 semplicissime tappe. Siamo passati accanto a San Trovaso, dove il Maestro Potenza ha realizzato, non so quanti anni fa, però penso sia stata una delle prime esperienze, 10 anni fa, quindi non una delle prime, per realizzare lo sportello del tabernacolo di un altare laterale. E quindi a Venezia c'è un'opera in chiesa del maestro, oltre a tante altre. Poi siamo passati dalla splendida chiesa di San Giovanni e Paolo, perché abbiamo camminato, sì. sì. Perché così un omaggio anche al fatto che il nostro vescovo, l'ha detto lui prima, marchigiano, e abbiamo collegato un pochino Venezia con le Marche, perché ci siamo soffermati a contemplare, anche a pregare davanti all'immagine di Lorenzo Lotto, artista che unisce Venezia alle Marche, passato un po' per la Lombardia, non Cremona, ma insomma Bergamo, la mia città. E poi siamo passati a San Zulian, perché lì c'è una bellissima pala di Boccaccio Boccaccino, un artista ferrarese che prima di approdare a dipingere, a iniziare lo splendido ciclo di affreschi cinquecentesco della navata centrale della cattedrale di Cremona, era passato da Venezia, aveva assaporato, gustato, raccolto l'esperienza di grandi artisti e di questa grande città e ce l'ha catapultata a Cremona, ha portato l'arte rinascimentale, quel secolo meraviglioso nella nostra città e nella nostra cattedrale, una cattedrale millenaria, appunto 900 anni, che però nel 1506 stava celebrando una ulteriore evoluzione. A me piace dire ai visitatori appunto una continua stratificazione di periodi storici in una chiesa, in un luogo dove tutto è diventato armonico. Anche se magari qualche contestazione al tempo ci poteva stare, no? Perché è un artista che veniva da fuori, non perché non un cremonese, via di seguito, ma per fortuna i massari della cattedrale avevano questa capacità di guardare oltre, di andare avanti, anche nel saper raccontare un ciclo di affreschi che racconta le vite di Maria e di Gesù, ma con un artista che davvero aveva un linguaggio nuovo. E è passata la storia, sono passate tante realtà non solo artistiche, anche liturgiche. Fine Cinquecento San Carlo Borromeo, il grande
santo della controriforma e dell'applicazione dei dettami del Concilio di Trento, ha stravolto la cattedrale di Cremona, abbattendo il pontile che la faceva assomigliare molto al Duomo di Modena, per creare diversi livelli, la piazzetta Senatoria, il presbiterio, lo splendido altare del Cinquecento, dandogli la configurazione attuale, ma per un'esigenza liturgica, per far celebrare bene i riti liturgici del vescovo, del capitolo della cattedrale e via di seguito. Arriva il Concilio Vaticano II, non una riforma liturgica, ma degli adeguamenti per la società e la Chiesa del XX secolo, secondo i dettami luminosi di un'assemblea appunto conciliare come quella voluta prima da Giovanni XXIII, lombardo, venuto a Venezia, dato a Roma, e da Paolo VI, no? E l'applicazione dell'adeguamento liturgico nella nostra cattedrale è sempre stato toccato in maniera molto timida, spaventati proprio perché si doveva mettere mano a un scrigno di fede e di arte. Abbiamo avuto forse la pretesa, l'ambizione, di dire, non possiamo, io dico sempre questo e mi piace anche prima condividendo con la professoressa alcune riflessioni, non potevamo far passare il nostro secolo, quello che stiamo vivendo tutti, e la Chiesa del nostro secolo, noi siamo la Chiesa del nostro secolo, senza lasciare un segno, senza dire chi siamo, in che cosa crediamo, come celebriamo. E il fatto che appunto l'adeguamento liturgico, perché il nostro vescovo appunto nel 2016 quando è arrivato a Cremona mi aveva chiesto in battuta addirittura, passiamo alla storia come quelli che appunto fanno l'adeguamento liturgico, è proprio necessario? Sì, è stato necessario. E allora da lì è partito tutto il nostro percorso, un percorso che appunto abbiamo condiviso nella realtà diocesana. Poi nel 2018, come è già stato detto, l'esigenza appunto di questo approccio ci è stata data la possibilità di allargare un pochino gli orizzonti, grazie al fatto che allora, grazie anche a Don Valerio Pennasso, allora direttore dell'Ufficio Nazionale, è stato bandito il primo appunto concorso nazionale per l'adeguamento liturgico delle cattedrali. Noi eravamo pronti perché avevamo fatto un percorso, perché c'era una necessità, c'era un'esigenza. E a parte il profilo, se volete, burocratico, se volete economico, insomma, che non è una cosa da poco, a me piace sempre però dire che i 3/4 delle spese sono state appunto coperte grazie all'8 per 1000, che è un contributo statale, che è un contributo dato dagli italiani per un'esigenza liturgica, ma fondamentalmente l'esigenza liturgica con quel bando è diventata anche una restituzione artistica, perché il bando era sì per l'adeguamento liturgico delle cattedrali, ma per nuove opere d'arte. E per me questa è una cosa non semplice, non banale, ma una cosa bellissima, perché appunto la Chiesa ritorna a essere committente di opere d'arte, ritorna a dialogare con gli artisti, che sono i pittori, gli scultori, ma oggi sono anche gli architetti, e che dialogano con una committenza che chiede non di abbellire i luoghi della celebrazione, ma di renderli vivi, di farli funzionare per quello che è la finalità principale, e cioè le celebrazioni. E allora davvero è importantissimo il fatto che su questo luogo, che
per certi versi è rimasto tale. Abbiamo mantenuto la riforma tridentina di Carlo Borromeo, un mio amico che è tra l'altro veneto, il responsabile del Triveneto per i beni culturali, Don Paolo Brissan, che dice: ma a Cremona voi avete fatto un adeguamento liturgico molto democristiano, nel senso che non vi siete sbilanciati. Non mi sembra, anzi mi sembra che abbiamo appunto cercato di conservare quella stratificazione che era partita appunto dall'epoca romanica, da cui era stato appunto pensato il Duomo, è passato da Boccaccio Boccaccini, dei grandi artisti del Rinascimento, e oggi per noi arriva appunto con tutto il gruppo di progettazione e appunto del maestro Potenza. E credo che questo sia la cosa più bella, perché appunto senza stravolgere quella che è la storia di una cattedrale, allora lì sì che abbiamo tenuto molto a conto la conservazione, che non è appunto la logica dell'essere gli equilibristi su quello che piace a uno o all'altro, ma secondo la finalità positiva della conservazione, ma abbiamo introdotto qualcosa di nuovo, qualcosa di contemporaneo, usando anche l'arte contemporanea, perché tutti si aspettavano dei simboli esageratamente appunto come dire figurativi, perché l'arte cristiana nei nostri occhi, nei nostri pensieri, nel nostro immaginario è solo quella figurativa, ma a me sembra che l'arte astratta, cioè che porta oltre, non può dialogare con il concetto dell'oltre cristiano. E allora il fatto che i materiali che dialogano, appunto il marmo, la scelta preziosa dei due marmi che dialogano, il fatto del bronzo che viene così ricamato, modellato e che dialoga con la luce che entra nella nostra cattedrale, credo che sia stata questa, non la nostra di committenti. Noi abbiamo chiesto qualche cosa, ma la capacità appunto del maestro Potenza e dell'equipe coordinata appunto dall'architetto Valdinoci sia stata quella di restituirci un luogo che appunto serve a noi prima di tutto per celebrare, e questo credo sia un aspetto davvero molto bello che è stato fatto attraverso questo percorso. Dicevo appunto un'esigenza liturgica che però è diventata anche qualche cosa di artistico, di contemporaneo, da appunto per poterlo usufruire e per poterlo consegnare al futuro. E la seconda cosa che mi piace condividere con voi questa sera è il fatto che questo elemento è diventato un elemento generativo perché è bello, questo dialogo appunto ha portato sì alla realizzazione di questo libro che condensa tutto quello che appunto è stato questo percorso e quanto si è realizzato. Come ha detto giustamente la dottoressa Loddo, è bellissima la copertina, perché a me piace, avendo a casa il libro, poter toccare la copertina e dire: questo è l'effetto del marmo consacrato dal vescovo la sera del 6 novembre 2022. Cioè porta nelle nostre case la casa appunto della diocesi, della chiesa di Cremona. Quindi ha realizzato il libro, ma poi appunto ci ha dato la possibilità, e questo davvero un grazie alla Fondazione Potenza Tamini, perché ci ha dato la possibilità di realizzare la prima mostra che promuove
l'arte di un giovane artista contemporaneo, un fotografo cremonese che è appunto Paolo Mazzini, e che voi potete vedere nello scorrere delle immagini alle mie spalle e che accompagnano questo nostro incontro, perché Paolo ha saputo davvero cogliere quella luce, quell'espressività, quelle forme, quelle geometrie, quell'armonia della nuova opera d'arte che appunto ci aiuta a pregare, ci aiuta a dire che bello appunto un Duomo che non è un monumento che diventa museo, ma è una chiesa, una casa viva. E il fatto di aver realizzato questa mostra all'interno del nostro museo, anch'esso da pochi anni inaugurato nella nostra città, ci ha aiutato a diventare ulteriore polo culturale. Bello aver visto questa mostra che da giugno ad agosto è stata visitata da chi ha varcato la soglia del nostro museo, perché le fotografie non erano solo sull'adeguamento liturgico, ma sugli altri luoghi di cultura della città, come si diceva appunto il Torrazzo, simbolo della nostra città, il Museo del Violino con gli splendidi Stradivari che sono l'emblema della città di Cremona, ma sotto questa veste nuova appunto per raccontare che appunto l'esigenza di una Chiesa che nella liturgia e nella sua preghiera ha la necessità fondamentalmente di dimostrare quello che è, però genera anche una creatività che poi fa e genera cultura. E questo secondo me è una cosa davvero molto bella, perché fa diventare la Chiesa non sganciata e lontana dal vissuto, dal contemporaneo, dallo storico, ma la rende ancora più, oserei usare una parola che è la parola più evangelica in assoluto, incarnata. Grazie. Grazie Don Gagliardi. Scendiamo ora più nel dettaglio per parlare delle opere da un punto di vista formale e materico. Carla Zitto, architetto PhD, già parte del gruppo di lavoro e colei che ha scritto e quindi dato forma discorsiva all'intervento durante la fase progettuale, quindi è stato naturale chiedere a Carla, l'architetto Zitto, di riportare parte di ciò che era già stato scritto nello specifico sulla qualità materica e artistica delle opere di Potenza, che appunto si è poi tradotto in un intervento sul nostro libro. Quindi conosciamo più da vicino le opere. Grazie, buonasera a tutti. Mettiamo la presentazione così. Allora, buonasera a tutti e un grazie particolare al maestro Potenza per l'invito a raccontare l'esperienza dell'intero gruppo. Solo che mi ritrovo con una responsabilità da Francesca, a Don Gianluca, a lui che mi guarda, perché dovrei spiegare, dovrò far comprendere il lavoro svolto e proverò a guidare questo racconto attraverso le immagini in modo tale da farvi comprendere ciò che è stato fatto. Dopodiché invito tutti ad andare a Cremona per chi non c'è stato, perché solo da vicino è possibile comprendere e provare a toccare anche di nascosto i luoghi. Allora, io inizierei. A ormai 2 anni dall'inaugurazione, l'apprezzamento che accompagna questa realizzazione parla da sé. Rispetto all'aver messo in atto che cosa? Gli auspici che c'erano stati, gli auspici della nota pastorale sull'adeguamento liturgico del 1996.
e colmando ancora di più quelli che erano stati i punti nevralgici su cui si era più volte soffermato Monsignor Santi a partire dalla metà degli anni 80. Che cosa si riscontra? Un buon rapporto architettura-liturgia, filtrato dalla presenza di un gruppo che ha sempre dialogato, rilevando l'attenzione dei progettisti verso cosa? Le stanze liturgiche, ma soprattutto un costante senso ecclesiale della committenza che non ha mai sottovalutato le implicazioni artistiche. Questi erano proprio dei punti nevralgici che Don Giancarlo Santi aveva cominciato a raccontare a partire appunto dall'89. Quindi prossimità e distinzione hanno condotto l'intervento d'insieme per consentire al meglio lo svolgimento delle funzioni liturgiche espresse da che cosa? Dalla Costituzione sulla Chiesa del Concilio Vaticano II, 1963. I tre poli che qua vediamo, altare, ambone e cattedra, risultano chiaramente in armonia con l'esistente, grazie all'approfondito studio dei materiali esistenti da una parte e la scelta dei nuovi, che sono stati il marmo e il bronzo. Marmo bronzetto per le predelle, ovvero per i gradini. Gradini che sono stati posti sotto l'altare, poi lo vediamo, e sotto la cattedra, e gradini di memoria scarpiana. Ancora ricordo il momento in cui ci abbiamo ragionato, in particolare l'idea di Francesco Zambon, che è qui presente, e tutte le volte che ci abbiamo lì con i suoi disegni, che cercava di far quadrare le cose, di far funzionare, di far collegare questi gradini all'esistente. Marmo limestone persiano per i luoghi liturgici, e anche questo, la scelta del marmo è stato di quel marmo, di quel colore, doveva, dai nostri sopralluoghi fatti durante il periodo del Covid, ricordare le volute dell'altare policromo, marmoreo policromo del Settecento. Le lastre di bronzo che accompagnano tutto, ma adesso le guardiamo con calma, realizzate in fusione a cera persa, lucidate e poi verniciate a forno per poi evitare le future ossidazioni. Cominciamo dal primo elemento, dal primo luogo liturgico, la mensa eucaristica o altare. È stata posta al centro del presbiterio, è sopraelevata su 2 gradini realizzati appunto in marmo bronzetto. E come è stato realizzato? È stato realizzato prevalentemente da marmo limestone persiano levigato con l'inserimento di queste 4 fasce di bronzo. Nella parte centrale le 4 fasce di bronzo diventano praticamente, attraverso una micro incisione, una sorta di una croce, ma una tovaglia marmorea, che praticamente è rimasta, è visibile anche ed è tattile. A guidare la fase ideativa di quest'altare è stata proprio l'immagine del sudario che ha avvolto il corpo di Cristo e che dopo la risurrezione è rimasto piegato sul sepolcro. Tale sudario dispiegato avvolge l'altare come una tovaglia, impreziosita quindi da una filigrana a significare proprio la sua sacralità. A seguire l'ambone, che praticamente sporge da quella che era la piazzetta senatoria a significare la sua propensione, la parola che si rivolge verso l'assemblea, in modo tale che possa essere visibile dai fedeli presenti anche nei transetti. La sua è un ambone imponente da una parte, ma in un certo senso ha cercato di evitare la concorrenza con quelli che erano i pulpiti storici. Ha una forma molto sobria, è formato da tre parti, ma alla fine sembra un semplice leggio, ma con un'elevata tribuna. È formata da questi 3 corpi aggettanti, uno centrale e 2 laterali, ma al contempo appunto non va a prendere il posto degli altri 2 amboni storici. Anche qui quali sono i materiali utilizzati? Anche qui abbiamo il marmo
e abbiamo la presenza del bronzo. E mentre nella parte antistante, la parte del bronzo, la parte decorata col bronzo, intarsiata è fatta in bronzo, nella parte posteriore praticamente continua con la microincisione, quindi a continuare quello che è stato il disegno ideativo. Quindi se da una parte, quindi questo alfabeto texturizzato che ricorre in tutto il lavoro del maestro Gianmaria Potenza, si interfaccia con diverse sensazioni tattili. L'ambone a che cosa ha ispirato questa forma? Che cosa ha ispirato questi tre elementi? Si è immaginato come supporto per la stesura del rotolo della parola, che avvolgendo la struttura ne rappresenta il suo intrinseco significato. La cesellatura del bronzo rimanda alla parola come annuncio di salvezza e quindi al ruolo dell'ambone stesso. Se ciò avviene attraverso un linguaggio apparentemente nascosto, invita a credere che la parola di Dio si rivolge alle anime singolarmente. A sinistra dell'ambone abbiamo poi il portacero pasquale. Le 4 facce sono diverse a 2 e creano anche qui un mosaico materico che muta a seconda della luce. Arriviamo alla cattedra. La cattedra è un gioiello. È posto ai piedi dell'altare maggiore, ma è anche in asse con quello che è l'altare storico. È rialzata in asse con l'altare storico e la nuova mensa. Anch'essa è rialzata su 2 gradini e è realizzata completamente in bronzo, con fusione a cera persa con parti lucide. È interessante soffermarsi sulla forza di questa cattedra, che nella sua solidità ricorda quelle che sono, e qui mi ricordo i discorsi fatti con Goffredo Boselli, con il liturgista, che praticamente richiama la tradizione quella proprio della cattedra romanica, e quindi chiaramente a quella che è ai caratteri dell'edificio di fondazione, perché dobbiamo ricordare che la cattedrale nasceva proprio in quegli anni. A destra dell'altare ci sono i candelieri, sono tutti diversi tra di loro. Servono a ospitare la luce, che è l'elemento predominante dell'intero intervento artistico. In conclusione, cosa spero di aver raccontato e con cosa vogliamo chiudere? L'importanza, c'è stata una scelta dei materiali e un ridisegno di quelli che sono stati i poli liturgici per un presbiterio prima adeguato e poi rinnovato, dove però, avete visto dalle immagini, è possibile riconoscere il nuovo, ma con una grande armonia con l'antichità dell'edificio. La luce è l'elemento fondamentale, riverberata e contrastata da una parte, contraddistingue, questa è è la cosa che contraddistingue alla fine l'intervento di Gianmaria Potenza, che agisce in che modo? Attraverso un linguaggio che è contemporaneo, che prende forma su questi pannelli completamente tessellati con dei grafemi, che sia per le superfici marmoree sia per quelle bronze. È un alfabeto in parte sconosciuto, apparentemente nascosto, ma è un linguaggio simbolico che nasconde però un forte legame tra natura e architettura. I simboli sono simboli molto, molto elementari, ci sono delle linee, ci sono dei cerchi, ci sono dei quadrati, ci sono dei rettangoli, c'è la spirale, c'è il punto, c'è la linea, e dialogano insieme in un qualcosa che poi ci possono, traghettare verso dei significati universali. L'assemblaggio e la preziosità
frutto delle emozioni ideative dell'artista, valorizza in questo modo uno spazio adeguato ma molto rinnovato. Grazie. Ecco, noi abbiamo concluso questo viaggio che ci ha portato a una tematica ben più ampia, che è quella appunto degli interventi contemporanei in contesti artistici, in contesti storici, ben stratificati come appunto la Cattedrale di Cremona, per poi arrivare a un livello di dettaglio e descrivervi la qualità materica, ma tutto questo per anche raccontarvi in che modo dialogano queste nuove opere nella loro nuova casa. Se avete domande, secondo me sono tanti gli spunti di riflessione, anche se la serata è stata un po' lunga, immagino siate un po' stanchi, però insomma secondo me c'è spazio e tempo per domande, se ci sono. Un attimo. Buonasera, mi presento, sono Lanui Filino, mi occupo di modelli, però devo fare un elogio al maestro Gianmaria, amico da tanto tempo, che ogni volta che mi incontro con lui nel suo atelier che guardo, rimango sempre stupito da questi tre simboli che lui ha sempre usato, che è il cerchio, il triangolo e il quadrato. Sono i tre simboli primordiali di tutte le forme che noi tocchiamo, di tutti i solidi che noi usiamo, di tutto quello che il mondo è fatto, tutto quello che noi tocchiamo con mano sono fatti da questi tre simboli qua. Sembra incredibile, ma se pensate bene, tutto è fatto di questi tre simboli qua. Non so se Gianmaria, quello che mi stupisce sempre è che come hai fatto da giovanissimo usare sempre questi tre simboli? Ecco, Allora, il cerchio è il cielo, il quadrato è la terra, il triangolo cosa può essere? Praticamente il culmine, cioè si ferma, cioè è la vita, è Cristo in questo triangolo che io vedo in questo modo qui. Comunque, io volevo dire un'altra cosa, se posso parlare. Posso parlare? No, perché è lei che mi comanda. È la mia di... Ah, in fondo, allora lasciamo, basta. Parla. No, parla, ha detto in fondo. Ma poca roba, io vi dico poco. Purtroppo non mi chiede sempre il permesso per parlare. No, a parte gli scherzi, io penso che il ricondurre una realtà a geometrie pure ci porta a quella dimensione archetipica per cui siamo portati e costretti a rimettere in moto un immaginario collettivo, una dimensione che condividiamo, che è quella del sogno, no? E della fantasia. Quindi penso che sia proprio una sintesi del reale, quelle forme geometriche, e che poi lo rendono così vicino anche ad altre forme di arte. È stato definito spesso vicino, anche se non in modo assolutamente consapevole, a forme di arte precolombiana, primitiva, ma chiaramente non consapevole, ma io penso che sia proprio il linguaggio geometrico, matematico, se vogliamo, che però ha un punto di sviluppo, o perlomeno un punto a cui arriva a maturità, perché sicuramente guardando le opere del maestro dagli anni 50 agli anni 90 possiamo perfettamente capire l'evoluzione del suo stile, ma negli anni 90 avviene proprio una padroneggiare questo alfabeto fatto proprio di geometrie pure, elementi geometrici puri, basandosi su quello che stava succedendo in quel momento, la diffusione dei computer e di un linguaggio che iniziava a cambiare per tutti, e quindi un tipo di ricerca più portata alla narrazione. E di quello parla anche queste opere della cattedrale, se vogliamo sono narrazioni, là dove appunto questi simboli vanno a unire la mente, la fantasia, e ci riportano in una dimensione che è un'altra, è onirica e va al di là, insomma, della nostra esperienza reale. Ne approfitto per ringraziare
ringraziare il maestro che mi ha dato l'opportunità di costruire un totem che ogni sera quando vado a casa me lo guardo e lo ho fatto. Allora questa qui è pubblicità, allora è pubblicità questa. Ecco, abbiamo un altro intervento. Su questo tema del linguaggio astratto aggiungo soltanto questo: come lo vivo io e come lo consegno alle persone che vengono. Per me ciò che accade sull'altare e ciò che viene pronunciato al lambone trasmette una grazia, una luce, una potenza che trasfigura la realtà. Quindi tutti questi segni che rappresentano la realtà sono invasi da una luce, da una grazia che viene da ciò che accade sull'altare e ciò che viene pronunciato sul lambone. Quindi qualsiasi altro simbolo sarebbe superfluo, perché rappresenta davvero la radice, diciamo, della nostra esistenza nel suo alfabeto non minimale ma essenziale. Mi piace molto l'altare perché in questo contesto così barocco, rinascimentale, ricchissimo, quasi soffocante, dona l'essenziale. Io respiro quando vedo l'altare dentro questa festa di colori, di volti, di forme che si riconducono alla consegna dell'essenziale oggi. E quindi lì c'è uno squarcio di luce, uno squarcio di povertà, uno squarcio di essenzialità che chiama a vivere tutto quello che narra la cattedrale. Assolutamente, grazie. È chiuso? È chiuso? No. Posso parlare? Sì, può parlare, tutto quello che vuole. E allora, quando un giorno mi chiama Valdinoci, l'architetto, e dice: Gianmaria, noi stiamo facendo il concorso per l'adeguamento liturgico di Cremona. Cremona abita mia figlia. E allora dico: qua bisogna che... Allora, sì, altro che mi fa piacere. Allora subito vado a Cremona. Matilde, andiamo a messa. E allora siamo andati a messa al mattino e c'era una giornata stupenda col sole che sull'altare era una cosa... Caspita, dico. Qua. E dopo, tanto si incomincia a pensarci. Dopo andiamo a casa e dico: Matilde, andiamo questa sera a messa. Papà, ancora a messa? Sì, vabbè, andiamo questa sera. Io ho visto la luce delle illuminazioni, altra moda, e ho pensato che tutto il lavoro che dovevo fare io era sulla luce. Infatti il vescovo ha detto una cosa giusta, cioè si sente che c'è la luce, ma se voi vedeste l'altare col sole che ci batte sopra, è una roba che l'altare parla, sì o no, vescovo? Anche pensa. E poi devo dire una cosa: una mamma, quando ha tanti figli, anche uno, 2, 3, l'ultimo è sempre il più bello. E devo dire che è così, ma devo dire che invece è proprio veramente il più bello. E il lavoro che ho fatto a Cremona per me mi ha dato una gioia, mi ha dato poi ho trovato una committenza stupenda, un vescovo che è eccezionale. Beh, vabbè, no, vabbè, che poi potevi parlare, un gruppo di architetti, delle cose che si poteva parlare, che era tutto quanto, abbiamo creato tutto quanto assieme, tutto lo spostamento, siamo andati a vedere 20 volte i marmi, e questo qui è più bello scuro, e cosa dici tu e cosa dico io, è stato fatto una cosa molto 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 in collaborazione, devo dire, molto bravi l'architetto. Purtroppo manca un architetto che, cioè non manca, non è che sia morto, due architetti mancano, ma comunque cosa posso dirvi ancora? Che sono felice di aver fatto questo lavoro qui e credo che, spero di no, ma che rimanga il lavoro più bello che ho fatto, spero, perché poterne fare degli altri anche belli, ma per il momento è il più bello che ho fatto nella mia vita.
Grazie a tutti di essere venuti. Io direi che se vi abbiamo fatto venire voglia di leggere il libro, in fondo alla sala c'è il banchetto dove potete prenderne una copia. E vi ringrazio, rinnovo assolutamente i ringraziamenti anche all'Ateneo Veneto per averci ospitato e a tutti per essere stati qua con noi stasera. Grazie. E sono un socio onorario dell'Ateneo. È vero, non mi accordavo più. Hai chiamato dopo, aspetta un momento. E dove, quando? No,